Posso inserire l'antifurto di notte? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei dare risposta ad una domanda semplice quanto banale, ovvero: posso inserire l'antifurto di notte in casa mia? Può sembrare scontato, ma qualcuno potrebbe non essere a conoscenza del funzionamento dei sistemi di allarme o antifurto che dir si voglia. E quindi andiamo a vedere come funziona un sistema di allarme nei suoi inserimenti. Probabilmente ne ho parlato in qualche video, forse l'argomento è stato toccato, ma vorrei soffermarmi proprio in modo specifico sull'inserimento dell'allarme nelle ore notturne, ovvero proprio quando ci serve di più, perché siamo in casa, perché stiamo dormendo, perché siamo nella quiete più totale della nostra abitazione, di quello che riteniamo il luogo più sicuro al mondo. Come posso quindi inserire il mio antifurto e dormire tranquillamente? Ci sono vari sistemi per ottenere questo tipo di attivazione e vanno considerati in base al tipo di impianto che mi è stato realizzato. Se ho un antifurto perimetrale, ovvero con la protezione a tutti gli infissi e a tutte le finestre, è chiaro che questo può essere inserito di notte in qualsiasi modalità a patto che nessuno vada ad aprire una porta o una finestra. Ma se ho anche i volumetrici interni, come può funzionare? In genere i volumetrici interni vengono esclusi dall'attivazione. Mediante programmazione delle nostre centrali, infatti, possono essere realizzati gruppi, programmi, partizioni o aree ed essere inserite separatamente. Quindi potrò attivare il mio perimetrale alle mie finestre senza i volumetrici interni e dormire all'interno di casa tranquillamente con il mio allarme inserito in modo parziale. Ma se avessi solo i volumetrici interni, è chiaro che questa è una condizione un po' limite. Impianti di questo tipo non se ne fanno praticamente più, ma se il mio impianto fosse di vecchia concezione, sono impianti che si facevano negli anni 90, quando io ho iniziato a fare questo mestiere, gli impianti si facevano con solo volumetrici interni. E quindi come facevamo per poter inserire l'impianto anche di notte? Si poteva anche in questo caso, a condizione che l'abitazione fosse su 2 piani o comunque che la zona giorno fosse separata dalla zona notte. Quindi potevamo inserire il piano terra se il nostro cliente dormiva al piano primo o al piano secondo, oppure inserire la zona giorno qualora il nostro cliente dormisse nella zona notte completamente separata, a patto, appunto come nel caso precedente, che nessuno andasse nella zona giorno di notte o scendesse al pian terreno. In questo caso il nostro sistema di allarme va debitamente disinserito prima di avvicinarsi alla zona, chiamiamola protetta. Ecco, è chiaro che questo fa scendere un pochino il livello di sicurezza del nostro impianto e che la condizione migliore sarebbe sempre e comunque avere tutti gli infissi protetti dall'apertura e dall'effrazione, compresa la porta.
anche se blindata ovviamente, ma di questo abbiamo già parlato in altri video. Ecco, spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!